Never look back, never look back. You never look back. Never look back, never look back in time. Never look back, never look back. You never look back. Never look back, never look back in time. Scaragado running against the windmills. Either job that I'm no will. A screen life in a screen world. Full of dreams of people, mountains, and other battles full of souls. Bentrovati in questa nuova puntata di Dietro di noi, siamo ancora qui nella fiera di Sassari e siamo in compagnia del responsabile editoriale di Qui Notizie e Sardegna Nord. Tanto buongiorno, ben trovato. Buongiorno anche a voi. 6 anni di grande lavoro, di duro lavoro comunque per far conoscere bene questo giornale che tra l'altro viene dato in omaggio qua e là per la Sardegna. Diciamo che prevalentemente la distribuzione del giornale, del periodico quindicinale qui Sardegna Nord è il Nord Sardegna, appunto come dice il nome della testata. Ha una diffusione capillare, assolutamente gratuita fin dal primo giorno e arriviamo davvero dappertutto, il numero di copie è altissimo. Noi siamo in compagnia di Ubaldo Manca, quanto è importante anche per la nostra isola avere un periodico come questo che parla di, so che avete fatto anche degli scoop, delle belle notizie che hanno fatto la differenza. Beh, ci divertiamo ogni tanto, pur essendo un quindicinale appunto, ad anticipare qualche volta anche i quotidiani con alcune notizie. Io per esempio qui leggo, si parla della Maddalena, noi proprio poche settimane fa eravamo in compagnia del sindaco della Maddalena e si parlava per l'appunto del via degli americani dall'isola. In questa testata, in questa settimana, Goodbye la Maddalena, gli americani lasciano l'isola, l'economia dell'arcipelago piomba nell'incertezza. Beh, diciamo che questa è un po' la caratteristica del giornale, cioè quella di aprire normalmente con un'inchiesta che si rifà ovviamente ad argomenti di stretta attualità, in questo caso l'attualità è la Maddalena, la dismissione appunto delle basi militari e il futuro della Maddalena, quindi con le preoccupazioni e gli umori anche dei cittadini della Maddalena sul loro futuro anche da un punto di vista delle attività che andranno a svolgere successivamente. Parlando poi di questo argomento, lei crede che Angelo Comiti, sindaco della Maddalena, in questo momento stia vivendo momenti di negatività? Beh, questo non sono nella testa di Angelo Comiti ovviamente, ma sicuramente ragionare oggi sul futuro dell'isola con quello che ne consegue anche da un punto di vista delle future attività imprenditoriali, diciamo che in questo momento viene a mancare quella che era una certezza fino ad oggi. Il resto è una grande incognita, mi auguro e ci auguriamo noi tutti del giornale e penso tutti i cittadini della Sardegna che per l'isola della Maddalena ci sia un futuro roseo evidentemente. Ritorniamo a parlare di Qui Notizie Sardegna Nord, abbiamo detto 6 anni di grande lavoro, 108 numeri che in qualche modo hanno fatto e fanno la differenza, un modo in più per prestarsi, per dare notizie, parlare di democrazia. Beh, anche questa è una delle caratteristiche, se mi è consentito, del giornale. In realtà questo giornale è nato 6 anni fa come una sfida lanciata verso il mercato e dell'editoria classica dell'informazione e anche da un punto di vista del mercato. L'idea di fare un giornale gratuito, il primo nell'isola con questa tiratura peraltro, è nata appunto dalla necessità quasi, dall'esigenza degli operatori del mercato, cioè coloro che investono in pubblicità, nel trovare un mezzo che gli consenta grandi ritorni, in termini tecnici si dice normalmente redemption, ma per capirci un gran numero di contatti da un punto di vista dei lettori a dei costi della pubblicità che siano anche accessibili. Questo è quello che abbiamo cercato di fare in questi 6 anni e che continueremo a fare. Il giornale ha una serie di primati, ma volendo ne possiamo anche... Ne possiamo parlare assolutamente. Io però che sono un gran curiosone, come sempre faccio le domande più strane. Intanto faccio una premessa, questo lo diciamo ai nostri telespettatori, questo giornale praticamente vive di pubblicità. Assolutamente sì. Qui c'è un lavoro dietro di ricerca. Questa è la sfida nella sfida, nel senso che il giornale ha come fonte di sostentamento proprio la pubblicità, quindi colgo l'occasione anzi per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi in questi anni e che continueranno a farlo
nel prossimo futuro, perché grazie a loro il giornale vive, sopravvive, esiste in qualche modo, credendo peraltro di fare anche un qualcosa di positivo nei loro confronti. Quindi grazie a tutti gli operatori commerciali del nord Sardegna soprattutto. Un plauso sicuramente a voi per la forza con il quale continuate il vostro lavoro, ma ritorno a parlare di questo giornale, tanti sono gli argomenti che si trovano all'interno. Io per esempio adesso qui leggevo riguardo Sassari, iniziati i lavori per la costruzione del penitenziario sassarese nella regione di Bancali, il nuovo carcere, obiettivo 2011, tra 4 anni andrà in pensione l'800esca colonia penale di Via Roma, quindi argomentazione anche di grande positività. Assolutamente, quello che ci teniamo a fare tutte le volte, peraltro su un argomento in particolare, ma questo che sia di cronaca che di attualità che di politica, per intenderci, quello che cerchiamo di dare ai lettori normalmente è il commento da parte degli opposti schieramenti, perché riteniamo che sia corretto che sia il lettore stesso a farsi una sua opinione su quello che ha letto sulle pagine del giornale, quindi difficilmente diamo una nostra interpretazione delle cose. Un gran bilancio anche politico per cercare di dare un buon servizio. Uso una brutta parola, non vuol dire essere ruffiani, vuol dire cercare di dare un'informazione che sia assolutamente il più possibile obiettiva. Tanto mentre parliamo, avete visto, stiamo vedendo alcune delle pagine del giornale, noi poc'anzi abbiamo accennato poi sul nuovo carcere, obiettivo 2011, ne parliamo perché? Ne parliamo affinché voi comunque, se non avete questo giornale, andiate a recuperarlo, perché poi all'interno si parla di quanto spazio si dia ai 400 detenuti e si parla anche di 30 operai già a lavoro con escavatori e camion. Grazie Ubaldo Manca, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Noi naturalmente ci vedremo prossima puntata di Eprodie, che ricordiamo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, gli orari 13:10, 19:15, 23:50, un modo diverso così per far conoscere meglio la nostra isola. Arrivederci a tutti. Already, could we turn back the hands of time? Always try to give you love and be real steady, but something else is on your